Tutto il romanzo Il disertore è un viaggio nel silenzio dei pensieri dei suoi protagonisti e alla ricerca del silenzio dei luoghi e delle cose. Il silenzio dei boschi che placa e consola il dolore di Mariangela, il silenzio della pietra dei monumenti ai caduti, il silenzio dell'ovile di Babbi Manna. Ancora oggi un'apparente calma avvolge l'antico rione di Castangias, così vicino al centro storico, eppure così lontano dal suo vocio e immerso nel silenzio della pineta che lo circonda e lo circoscrive. Il romanzo è un invito a recuperare e rivivere le emozioni di quel silenzio evocato dalla natura e dai boschi. Per chi visita e soggiorna a Villa Cidro è doveroso ripercorrere le vie di Mariangela Eca. Si può scegliere se attraversare il rione antico di Castangias e risalire verso i boschi della vicina località omonima, o se dirigersi verso le guglie di Jarranas, o ancora se imboccare uno dei tanti sentieri escursionistici che attraversano boschi e vallate ricche di vegetazione e immerse nel silenzio imperante della natura. Il momento migliore è l'alba delle giornate primaverili o la sera, per vincere la calura delle giornate estive, quando il respiro degli alberi e l'energia della natura rigenera il corpo e lo spirito. Non mancano, lungo i vari sentieri, gli scorci panoramici e gli affacci sulla pianura e sulle montagne circostanti. Per chi ama godere dei panorami urbani, un agevole percorso su strada in terra battuta da Castangias conduce verso la pineta del Carmelo e la chiesetta della Beata Vergine immersa tra pini secolari. Accanto al santuario si può godere di una splendida visuale sul centro abitato, per poi ridiscendere lungo le strette vie e giungere alla piazza del municipio e qui, sempre in rispettoso silenzio, sostare davanti al monumento ai caduti che si erge sulla terrazza che domina il centro storico.